Il TAR del Veneto spegne le istanze autonomiste di veneziani e mestrini che volevano esprimersi per due comuni distinti. Al momento la quinta volta non ci sarà perché i giudici hanno dichiarato illegittimo il quesito perché non ha tenuto conto della città metropolitana. Il presidente del Veneto Luca Zaia si riserva di consultarsi con gli avvocati prima di avviare un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo adempimento a una legge regionale, dopodiché se ne viene fuori che il TAR dice che ci sono dei problemi nella perimetrazione, nel quesito o quant'altro, è giusto che l'ufficio legale della Regione mi dia un parere. Se il parere sarà ricorrere in Consiglio di Stato ricorreremo, se il parere sarà non ricorrere perché la sentenza è già sufficientemente motivata non ricorreremo. Resta fermo che chiunque può comunque fare ricorso avanti il Consiglio di Stato, i comitati o anche i singoli cittadini. Ha un valore politico questa sentenza secondo lei? Boh, guardi, io penso che questa è una vicenda che si sta trascinando da un bel po'. Noi abbiamo sempre avuto un approccio laico come ce l'abbiamo con tutti i referendum tranne l'autonomia. Siamo a disposizione, dopodiché i tribunali sentenziano, se le sentenze vanno nella direzione che i referendum non si possono fare ne dobbiamo prendere atto. Al momento stiamo leggendo la sentenza, o meglio l'avvocatura regionale ci farà un parere. Bando delle periferie è un finto problema, diciamo, ci sono due estremi, diceva, da una parte i sindaci che protestano, dall'altra il governo. Ma guardi, io non voglio banalizzare la protesta, dico che ho accolto la protesta, ho parlato con chi aveva dubbi e perplessità, sono andato a approfondire. La verità è che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda non solo il bando delle periferie ma un montepremi di quasi 50 miliardi di euro di finanziamenti, molti dei quali ovviamente hanno visto l'operatività ad aprile 2018, quindi scelta dell'aprile 2018, non serve che io aggiunga altro. La sentenza della Corte è chiara, dice che ci sono problemi di coperture. Il governo ha fatto due cose, ha rimandato confermando il bando periferie, quindi i 96 progetti, ha rimandato l'esecutività al 2020 in maniera tale da mettere a posto le carte e dall'altro però ha fatto una cosa intelligente, ha liberato l'avanzo dell'amministrazione per quasi 8.000 comuni italiani. Soddisfatto anche se laconico il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ma non c'è nessun trionfalismo, adesso leggeremo bene la sentenza, avevamo ragione, era illegittimo. Adesso nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa per spiegare anche le valutazioni invece più di natura politica e di futuro della città. Per adesso semplicemente posso dire avevamo ragione e il TAR ci ha dato ragione tecnicamente, avevamo ragione noi. Il referendum per separare Venezia era ed è illegittimo se fatto con quelle procedure. Una decisione politica per i 4 comitati favorevoli al sì.